Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano, torniamo su Fly Simulator ragazzi, oggi tappona iper tranquilla, iper veloce, iper tutto insomma, una tappa, scusate un attimo, ma sempre quando comincio, un attimo solo Beppe. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi ritorniamo su Fly Simulator per un tappone veloce, un tappone italo-croato da Roma, Fiumicino a Dubrovnik, Ragusa. E si gode ragazzi, si gode a cannone. Siamo qua, stiamo facendo salire i passeggeri, imbarcando bagagli, catering e quant'altro. E siamo pronti a volare. Un volo di 40 minuti circa come volo effettivo, poi chiaramente tra atterraggio e decollo è più lungo quello forse del volo in sé. Siamo pronti Beppe, siamo pronti. Stiamo avviando i motori, per fortuna abbiamo bisogno del push cazzo perché è qua davanti, godo. Allora, vediamo un attimo. Ok. Sentite qua, sta pompando tutto, sta pompando. Dai raga, dai che andiamo. Non ho messo il traffico reale perché con cioè, ste pacce sono ancora un po' bugate, vedo aerei che volano, eh? Cioè, nel senso che stanno tipo a 2 mm dall'aeroporto, vanno a terra, non sono pieno di bug, troppi bug. A questo punto vado di eh, traffico online. Se trovo qualcuno che sta volando online fatalità in questo momento, lo salutiamo. Allora, ok, benissimo, ciao. Ok. E ci siamo, raga. Siamo pronti al rullaggio da Roma Sanar. Andiamo in Croazia. Con un volo tranquillo, rapido. Ok, speriamo di avere la pista vicino, così non dobbiamo fare 50 km di rullaggio e godo. Ok. Tutto iper regolare. Chiaramente non vedremo nessuno perché nessuno nella mia rotta. Ovviamente. Ok. E siamo pronti a partire, Beppe. Siamo pronti a partire. Ok. E ragazzi, la sistemiamo. Tu, tu, tu. Allora.
Panini. Ok, qua possiamo andare. Ok. E si parte, Beppe. La pista 25. Go come go go go, go come go go go. Come go go. E si va. Ok, carrello. Ottimo. Tutto regolare. Salutiamo Fiumicino. Tempo nuvoloso a Roma. E scivola verso la Croatia. Mantenere 14.000. Ok. Ok. E ci siamo, raga. Siamo su Flight Simulator. Contattare Roma Center. Ok, bello nuvoloso, ragazzi. Non dovremmo trovare pioggia in Croatia. Ma siamo partiti, Beppe. Siamo partiti. Ma c'è qualcuno che vola. Hai capito? C'è qualcuno che vola. Bello, bello, bello. Molto regolare. Tutto iper regolare, signori. Volo rapidissimo. Mamma parecchio numero di lavoratori c'è prevista perturbazione in giro per l'Italia. L'estate si è un po' spaccata, se così si può dire. Ok. Sarebbe bello però trovare il tempestone croato. Mi ricorderò sempre l'ultimo video di Microsoft Flight Simulator X con praticamente l'uragano a Venezia, cioè tempo veramente brutto, e così abbiamo chiuso con uno dei simulatori barra giochi barra esperienza più storica di questo canale. Oh, so so high. Ok, Beppe, ok. Vediamo lo stadio olimpico.
se riusciamo a fare lo screen della vita. Parecchio vento. Ok, bellissimo, sono le più belle queste secondo me. E si gode. Due cinque zero, 2-5-0. Due, 5, 0. Perfetto. Buono, salita per 250, raga. Siamo in conto di crociera 370 e qua diciamo che ci sono delle nuvolotte. Nuvolotte importanti, 390 addirittura. Raga, siamo arrivati tra poco. Vai. Dopo mi faranno scendere di brutto, ovviamente. Eccoci qua, ragazzi. Ho lasciato la costa italiana e siamo pronti a volare verso la Croazia, verso l'infinito e oltre, ovviamente. Non manca tantissimo, adesso io vorrei capire il perché di questa salita. Adesso vediamo quando inizierà la discesa. Inizia tra discesa 1, 9, 0. Ok, qua abbiamo only acqua, ragazzi. Only acqua. Only Adriatico. Boh, adesso il meteo è positivo, sole pieno, anche troppo, forse non si vedrà la mazza. Non si vedrà la mazza. Ok. Buono. Ragazzi, siamo in avvicinamento Senna. Mi piace troppo l'avvicinamento Senna. Adesso abbiamo solo la pista davanti a noi. Ecco, l'aeroporto non grandissimo, ma neanche iper piccolo. Speriamo bene perché in mezzo un po'... Vediamo. No, beh, dai, sono abbastanza tranquillo. Io direi che possiamo farla qua, la foto anteprima. Mi piace. Ok. Ma poi se vediamo uno scenario più bello, ovviamente. Cambiamo. Blue skies, na, na, na. Ci stiamo allineando, tutto regolare, tutto perfetto, tutto inequivocabile. È tutto sempre più inequivocabile, ragazzi. Ciao.
Ok, adesso dovremo cominciare il sentiero di discesa. Ok. Fase di avvicinamento. Autorizzati all'SZ11. Ok. Perfetto. Le luci le abbiamo già accese tutte. Sono solamente estendere i flap il più possibile. Manca ancora, eh. Siamo a 4000. Bella anche qua però, aspetta un attimo. Forse è più bella questa. I paesaggi meravigliosi. Aspetta un attimo. Oh. Aspetta un attimo. Maledetto, perché mi vai così giù? Ok. Scusa dire, fare le foto, facciamo le cagate cumendiane. Ce n'è uno, vediamo un aeroplanino? Non mi pareva. Vola solo il Cube, vola. Vola con tanto fiato in gola. Ma siamo giusti? Sono un po' preoccupato, Beppe. Aeroporto leggermente a sinistra, spero, qua. Mm. Sono un po' preoccupato, raga. Avvicinamento non tra i più semplici in natura. Infatti non siamo perfettamente in sentiero di discesa, ragazzi. Attenzione. Mm. Non siamo allineati perfettamente. Stiamo arrivando. Non perfetti, purtroppo. Non perfetti. Ok. È andata, raga. Mamma mia, che rischio, però. Rischio incalcolabile. Ok. Buono. Oh madonna, oh che sboccio. Piccolo rischio cumendiano. Allora, strumenti 8. Ok. Ciao.
Ciao. Ok. Boh. Allora, ok, andiamo verso il Gate. Bel rischio mi sono preso, no? In realtà mi ha un po' ingannato anche l'aeroporto che era piccolino, però siamo riusciti ad atterrare abbastanza bene, dai. Mi ha un po' ingannato l'aeroporto. Ok, Beppe. Cazzo, l'aereo che tende ad andare verso. Ero un po' curioso. Ok, dai che siamo arrivati. Mamma mia, raga, il panico. Ok. Ora, ok. Calma, calma. Ora leggermente. Ok. Very godo, very godo. Mamma mia, oh. Lo metto felice. Allora. Connessione. Bagagli. E catering. Signori, è andata. Che fatica. Boh. Arrivati siamo. Un po' a fatica, ma ci siamo. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!